Buongiorno a tutti dallo stadio Gabrielli di Rovigo in questa partita prenatalizia di recupero della settima giornata di campionato dei nostri Under 19 regionali. Con questa partita si sbloccherebbe un po' la classifica nel caso di vittoria del Rovigo. Non si capisce da tutto campo se tutta la giornata del 19 ottobre verrà recuperata oggi oppure in altra data che non sappiamo. Quindi sinceramente proveremo a capire tra una mezz'oretta se tutto campo aggiorna i risultati oppure no. La classifica vede infatti al primo posto Albignasego con 29 punti, a seguire l'Endinara con 28, poi abbiamo 4 squadre a pari punti a 22 che sono Maserà, Labano, l'Union River e Monselice e a seguire Portoviro, Rovigo e Legnaro e tutte le altre. Come abbiamo sempre detto è un campionato abbastanza equilibrato. Oggi muta blu scura per i nostri ragazzi e bianca per la squadra del Labano. I ragazzi sono in campo e auguro a tutti una buona partita. Sì, che caldo. Dai ragazzi. È iniziata. Marco, anno 2006? No, 2005. Ah, 2005. Fine di dicembre 2005. Ok. Invece Nicolò 2008? Mm. Settimana prossima in teoria dovrebbe essere. Ho visto che l'ha voluto. Sì, 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 lascia tutti. Che lunedì abbiamo i razzi di controllo, perché l'ultima volta non si era chiuso la fattura. Me l'ha detto. E quindi lunedì mattina gli ho fissato i razzi, vediamo come sono messi. Perché quella cacchio di pulsicino proprio lì staccato per bene. No, dai, speriamo che sia a posto. Anche perché era fastidioso per l'ex. Ecco. Ciao ragazzi. Ciao.
Il 9 dell'Abano è capocannoniere al momento del campionato. Quindi sorvegliato speciale, direi. Mm, le pelle. Ciao, ciao. Sì, 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 sì. Mm. Buoni, non ditevi su di voi. Ragazzi, andiamo un po' su. Bravo. E Matte. No. Ancora pelle. Di là. Vai Poli! Yuhu! No! Porca miseria. Bravo Pietro, peccato. Però c'è stata la deviazione del portiere e quindi calcio d'angolo. No. Sì! Gol! Sì, Matteo, Matteo. Gol di Matteo, di piccolo. Grande Matteo! Bene, direi che siamo partiti col piede giusto. Bravo! Che pimpinella. Dai, lo stesso, guarda. Bello. Ancora in campo. Vai Paul. Bravo. Bello. Dagliela lì. Mm. Bravo Matte. Sì, sì, vai, vai, vai.
Urca. Peccato, l'idea era giustissima. Paolo, palla è tua? Ah, Paolo no, Occhio ragazzi. Bello, vai Pietro! Sì, sì, sì! Dubbio, 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 dubbio. Bravo Pietro. Sì, 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 sì. Tira, sì, bravo. Va bene, va bene, va bene. Sposta, dammi che di vale. Ma dai! Sì, sì. Sei solo, tutto bene. Sì, sì, sì. Hai pelle? Sì, sì. No, dai, 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 dai. Sì, sì, sì. Bello. Dai. Porca miseria. Ecco. Bravo Luca! Matte. Mattia. Bravo. Bravo. Dai Matti, dai. Il nostro Zago non molla mai. Bravo, guarda. Sì, 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 sì.
Però sono lavorato. Dai, Matte! Eccolo qua dietro. Ah. Dai, che buona, buona. Sì, vero? Sì, occasione mancata, peccato. Calmi. Sì, sì, sì. Sì, hanno sempre divise diverse. Occhio Paolo! Bravo! Mamma! Eccolo! Uff, va bene, va bene. Andando ancora in campo? No, ma cosa? Porca miseria! Bravo Pelle! No! Bravo Paolo! Dai, guarda! Hai visto? E che differenza con Paolo? Sì, sì. Sì. Sì, sì, bravi. Dai ragazzi. Bello. A chi? Vieni su. Mattia! Dai. Che sbaglia, dai che sbaglia. Perché dobbiamo sempre... Angelo. Sì. Sì, va bene, solo possiamo anche noi, Sì.
attaccato. E ha fatto la francesina. E ha fatto... Il terzo andava bonito. Non è proprio una roba così. Sì, dai. Bravo, bravo Savio. Bello, bello, dai Mattia. Sì, è vero? Che rischio, ragazzi. Buttala via, bravo, bravo. Che palle. In due, ragazzi. Ma l'hanno... Dio buono. Bravo, dai Angelo. No, no, è Angelo, Angelo. Bravo, madonna, però... Vabbè. Ne arrivano così da dietro. Siete in due, ragazzi, chiamatevela. Comunque, se sono andati via davvero, loro sono stati però... Dai ragazzi, dai che c'è l'occasione. Vieni a sinistra.
partite se le stanno effettivamente giocando. Perché segnavano solo la nostra oggi di recupero. No, tutte erano quelle di quella sabato che non hanno giocato. Sì, però vedi che segnavano solo la nostra e avevano lasciato il 19 ottobre. Però sì, le stanno giocando anche dalle altre parti. No, Albignasi Calcio e Union River pare di no. Non so, forse iniziano alle 3:30. Perché potevi andare? Senti raga. Dai Rovigo! Dai Pietro. Ragazzi però. Questa qua è rinviata. Era la scritta vecchia Sì, rinviata. cioè, vedi che anche qui. Gli altri sono già tutte nere? Sì, però vedi che c'è 19 ottobre e poi c'è questo. Solo la nostra era stata spostata. Capito? Per quello non sapevo se oggi. Però vedo i risultati, quindi boh. Forse arriva il giocatore. Può essere a sto punto, forse oggi non avevano campi liberi, non so. Bravo Paolo! È il primo fischio dell'arbitro. Quindi il fischietto. Ce l'ha. Possiamo confermare che ce l'ha. Non si capisce, lo scopriremo solo a fine partita, secondo me. Non so se siano giusti o no. Ha detto lui che l'hanno detto penso la sera. Che il 4 gennaio dovrà iniziare il campionato. No, è stato Slittato, però posticipato. fanno Vabbè. Adesso mettiamo di vedere i numeraggi. come stanno uscendo? Fallo, sì, fallo su Pietro. Bene. Dai che glielo facciamo. Cerchiamo di fare la previsione in positivo questa volta. Ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. È giusto così, è giusto così. Bello! Dio mamma che se passa!
in effetti è stata una scena troppo divertente. Non ce lo meritiamo. Era giusto. Sì. Una volta se le dirette non ce la facciamo più. Dai, fallo! Dai! Madonna, ma riusciamo a buttare quella palla dentro. Matteo! Se passava, andava dentro. Sì, sì, dai Rovigo! Dai Luca, di là. No, io l'avevo girato di là. Mamma santa. Bravo Garda. Dai Matte! Bravi! Sì. No! Sì, esatto, Ah sì? Veramente? sono tanti, sì, loro sono praticamente occupano tutta la panchina, perché sono tantissimi, e i nostri invece sono tanti. Eh sì. Dai, c'è un ragazzetto nuovo che è Ramazzina. Dai raga, che è Angelo? Non mi frega niente. No, non un cazzo. Oh ragazzi, ci è fatto male. No, ecco, ecco. È Angelo? Guarda, sì. No, no. No, è Angelo, è Angelo. Sì, sì, sì. Numero 8. Dai che c'è un sacco di spazio, vieni su. Regia che mi Siamo al 32esimo. No. Fallo per Labano, a favore del Labano. Aspetta. Prendila però. Esatto. Nel dubbio prendila, no? Questi calci da Quando sono contro. Sì, vai! Porca miseria, oh! Niente. Vai, vai, Pietro! Cazzo segna?
quello che ho fatto sul tavolo stamattina. Bravo, guarda! Dai, Poli. Sì, Stiva nostra. Vieni di qua. Sì, bello, bello. Dai, ragazzi. Se non sbaglio. Sì. Madonna. Credo 7. Bravo. Sì, hai visto? Fantastica. È uno scarpino. Peggio di quelle che stavano ai casalini. No, mamma mia. Andatevi di là. Non ditevi su fra di voi, state calmi e tranquilli. Porca loca. Bello, vai Mattia. Tienila. In 3 su Mattia. Io va. Dai, dove sei il nostro? Dai Luca! Dio buono! Virgola. Dai ragazzi. Sì. C'è anche. Ah sì? Non li portiamo noi. Sì, perché noi quello lì perché mangiano a casa. Sì. Ma quindi mangiamo a casa. In un altro posto più giù, proprio. Ma che bello è questo? Ecco, pareggio del Labano 1-1.
Beh, così finito il primo. Signore benedetto. Mm? Ma che sbaglia? Mm? Veloci! Venezia, Roma e poi Roma, New York. Andare a fare questo. Sì. Vedi però che l'unica è questa, quella di Albignasio con il River, che non c'è nessun O risultato. più tardi oggi? Posso iniziare Forse più tardi? può Secondo anche me. essere. Non so. Certo che poteva scrivere. Dico io, nella provincia. Sì, quello è vero, hai ragione. Potrebbe essere sabato prossimo? Bisogna vedere le due squadre, per quale motivo? Come si sono messi d'accordo? Sì, poi? guarda, perché bisogna vedere. Sì, sì, sì! Ma perché? Forza, bravo. Mm. Bravo Paolo! Paolo è tua! No! Paolo, stai calmo, eccolo lì. Non ci credo. Mandiamo anche questo filmato! Michele! Se proprio devo risparmiare, monte le vedete gli occhiali! C'era
Comunque Paolo aveva preso il pallone poi ha preso la faccia dell'avversario e vabbè, l'arbitro ha fischiato fallo e ha pure ammonito il nostro Paul. Per fortuna, va. Mamma mia, dove... Che Pietro? Sì, sì, sì. Chi ci capisce? Perché di mezzo? Taglielo, taglielo, Pietro! Madonna, ho sempre con ste piedi, porco Giuda. Palo, palo. Dai Matti! Che sfiga, Dio. Madonna santa. Parata palo. Cioè, veramente. Bravo, bravo. No, che anticipo. No, posso dirigere il calcio, Dai. Rovigo, 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 Rovigo. Bravo Matte! Bravo Matte! Ma quello non è No, è tre, piccolo. Sì, per questo. Quelle Quelle lì. quattro, giusto? Dici che... Ah, mi ti sa. Oh, sei! Dai, calmo! Vai Mattia! Sì, perché sta Dai, ti abbiamo filmato! Non so cosa è successo. Io scusate ma non ho visto cosa è successo in metacampo. Cosa è successo? Ascolta, tuo figlio vicino a 6. Porca trota. Ma cosa è successo? Non l'ho visto. No, io stavo guardando di qua anch'io. No, non ho capito cosa è successo. Eravamo tutti concentrati qua. Che sei? Mamma mia, come persa. Mi dispiace. Un applauso. Quindi era il 6 o il 9 che dicevi prima? Non lo so. Ah, il 9 è ancora. No. Sì, 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 no. Il 9 è il 6, non il 9. Il 6 è in difesa. E poi... Eccolo lì. Ah, ecco qui. È molto dura perché fisicamente loro sono decisamente più forti, più... Dai, che non c'è nessuno lì! Peccato.
peccato. Dai! Finito il primo tempo sull'1-1. Ci vediamo tra poco.
Eccoci, bentrovati. Si riprende il secondo tempo. Forse lei ha fatto le corretto con la seduta. Ah, ecco dove avevo dovuto trovare. Aspetta, il trio era lì che diceva qualcuno vuole corretto? Vabbè dai, ascolta, visto che ci sei. Correggi. Corretto. Pensa che era il caffè del Montanaro, quando ho fatto l'animatrice d'estate, svegliavo tipo alle 6:30 tutte le mattine, facevo colazione, caffè e sambuca. La giornata partiva alla grande. È ripresa. Dai Pietro! Dio buono che è caduto perché c'è un campo in condizioni abbastanza al limite. Prendi la Giamme, bravo. Quindi lei non perde. Dio buono. Mattia, tagliela lì, sì, attento uomo. Tagliela. Ah, dai Matteo. Mamma mia. Nostra. Beh, meglio. Non ho capito perché, ma meglio. Dobbiamo vincere sta partita, ragazzi. Quindi ultima mattina si è campionato della squadra. Sono dire perché sai corri. Allora, ho sentito dire. Fuori? Sì. Angolo, è angolo, è angolo. È proprio in una posizione. Madonna, no! Porco, ma siamo anche sfigati comunque quei rimpalli, Dai, dai. Dai, dai. No. Bravo Paolo! Fischia! No! È la seconda volta che parte. Aeroplanino. Adesso ha segnato. Ah, adesso questa è diventata rossa. Vabbè, ascolta, lo guardiamo alla fine e basta. Alla fine siamo 2-1. Ha segnato il 9? Ha segnato il 9? Sì, infatti.
Sì, non è un buon bilancio. Queste ragazzi sono superiori di queste. Dai ragazzi! Bellissimo proprio. Bravo! Matteo! No, ma non buttiamo via la palla. Sì, il campo non aiuta. Cambia, cambia. Bello! Dai che siete in 3 contro 2! Ma no, ma cazzo! Eri in 3 contro 2! Tira Mattia! Nessuno scende. Bello. Mamma mia. Grande viaggio! Piano, piano, piano. Fa Michele? È là, papà. Bravo Angelo. Papà. Dove? Su più loro. 2-1. Sei spiegato? Sì. Dai, non arrabbiarti, viaggio. Oh! Mi ha dato il vantaggio. Ancora! E basta! Forse nessuno ha aggiornato. Non l'ho aggiornato. Porta sfiga se la giochi. Aspettiamo. Non aggiornare. Lo aggiorniamo sul 2-2. Sì, meglio. Bene, viaggio. E sul 3-2 per noi. Ciao. Viaggius, come stai? Bene, dai. A posto? Dai che Ci siamo. segniamo. Che Dai. ora. Dai, Dai che gol. dai. Oh, la santa traversa. Ma perché? Palle, possiamo alzare queste porte? In mano. Ma porca paletta. Ogni volta. Era bellissimo, era bellissimo, era bellissimo. Vai Luca. Vai Luca! Sì, meglio. Bello, vai Pietro. Vai, Sì, vai, sì, sì. È angolo, è angolo. Oh, è angolo, dai. E tu lo fa? Buonasera. Ciao. E tu lo fa? Che fanno, ovvio. Il momento, giusto. Dai. Però stavo aspettando te per dire proprio che possono vicini Angelo. Ehi, Ti mancava, di la verità. Dai! Non ho nessuno. Angolo ancora, angolo ancora. Oddio. Ce la faremo a segnare? Facciamo sì.
Dai ragazzi, la porta è quel rettangolo bianco con la rettina, bisogna metterla lì. Dai, 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 dai. Dai Matteo ancora. Sì, tira. Ma porca puttana. No! Ma dai, ma che culo. Ma che Figa! Ti vengo io lì. dai, non è possibile. Cioè, gliel'ha tirata in mano. Sì, sì, sì. Sì, è vero. Lo sì che... No! Madonna santa! Dai! Non c'è una Marina! Rovigo! 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 Oh, Vigo! Dai, Vigo, tu! Dai, Vigo, dai! Dai, dai che mostra ancora! Dai Rovigo, dai. Dai! Bravo Pietro! Dio santo. E non fischia! Sì! Bravo, dai! 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 Rovigo! Grande Bianca! E dopo che tu mi hai detto, dai! Con il tipo pareggio. Dai, dai! Oh! No, non ci credo! Fallo sul portiere! Fate loro! Sì, Rigore. quelli lì che ti stai Che buono. anche che io odio. Rodrigo! Dai Simone che entra. Bravo! No. Dai! Piano! Sole inizia a sentire un po' di... Adesso inizia a rinfrescare. Bravo! Mamma mia che rischi questi passaggi mai fatti. Troppo, troppo. Dai, Vediamo. Dai, è lunga, è lunga ancora. Eh? Sì, è lunga. È lunga? Sì. Meglio che lunga. C'è tutto il secondo tempo. Bravo! Bravo! Va bene, grazie. Sì! Eh sì, nostra, perché gliel'ha tirata addosso, certo che no. Dai, Vigo, dai! Oh, Vigo! Oh, Vigo! Oh! Non mollate! Dai, Vigo! Vai Luca, vai Luca, che la prendi. Bravo Luca! Dove salto qua? Bravo Luca! Dai! Dai! Ma chi? Angelo? Marina! Bravo! Paolo, dai!
Sul, sta palla! Più deciso. Vogliamo venire su. No, dai, sta più sta palla, te! Perché? Perché? Vai Pele, vai! Bravo! Vai, vai! No, ma perché buttiamo via le palle così a caso? Bravo, guarda! Vai! Dio, madonna. Angelo non lo può finire. Bravo! Ma sei il doppio del... Vai Mattia, vai! Bravo Angelo! Bravo! Andiamo, oh, Dorina, il mistero, è fenomeno. Dorina, oh, calma, Ha ragione Cinzia. È stato avversario qui. calma. Ti stavo aspettando, piango! Era da tanto che non c'era la formazione Dorina Cinzia Biagio. Sì, però vabbè, cioè, intanto, ti prego. A chi dovevo mettere il croce che manca adesso? No, è quest'altro di che... Cioè, quanti anni ha? 40? Può anche uscire un crampo, non è che si è rotto. Ancora, non esiste. No, sono tutti alti questi qua Ancora. da mangiare. Cioè, Ecco. È fuori, dai, io credo che un po'. adesso no, ti ripeto, è un crampo, non è un... No, un filamento. Era questo? Cioè, ha dato una botta, ha sparato a Mattia che... Guarda, vai, vai, guarda! Bravo, ancora. Bravo Forza. Luca! Bravo! Vitti, no, no. Ma questo è Renzi! Proprio. Si deve stare ad aspettare che fischia, non fischia mai. Dai! Che due. Ecco un po'. Tira Mattia! Dai! Ma perché non c'è mai nessuno? L'11, che cosa è enorme! Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Che non ci poteva essere nessuno lì, che sarebbe stato il Bravo! Ho detto chi te l'ha detto? Non ti Vai fuori! Pietro tira, cazzo. Dai, passala! Dai! Dai, dai! Dai ragazzi, che si può fare? Dai Mattia! Dai! Ma non ci credo! Quando deve fischiare non fischia! Arbitro, attacchi fuori che non vedi. Ho perso il gommino. Cos'hai perso? Il gommino. Guarda, anche quello qua, Cinzia. Quando è lo sciarpone, non è che ce l'hai attaccato allo sciarpone. Può essere. Adesso lo cerchiamo qua. Dai! Dai! Madonna. Dai, Domenico, dai! Guarda, non so mai caduto. Bravo! Le mani! Brava, dillo. Chiarola. Calma.
Cambio, fai cambio. 18 e 18. No, entro 18. No, Entro 18. vabbè, Quello che lo il tedesco cercherò. va dentro. E tra l'altro me ne sono accorta, boh, adesso, ma chissà quando. Magari ce l'ho Bravo! addosso. Ancora. Oppure l'hai perso prima. Ma no, perché ce l'avevo in tasca. Ah, ok. No, no, Sì. sono sicura che ho iniziato e c'era. Vabbè, dai, Dorina, la tirerò fuori. Cambio. Chi entra? E Poltani. Ho perso il gommino. E se lo troviamo? Mm. Eccolo! Visto? Allora. È un gommone. Eh sì, è la spugnetta. Grazie. Hai detto, non può essere perso, deve essere qua da qualche parte. Ecco. Dai, amico. In cielo. La tiri. Su allora, su. Dai, dai, dai! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Vai, 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 vai! Bravo, dai! Bravo, Garbo. Ya, ya, ya. Dai, Luca! Bravo! Guarda che c'è Fede là. Di là, guardati! Senti dall'altra parte! Esatto. Bravo, Dai, dai, bravo! vai Fede, vai. Oh, ha Bravo, fischiato. bravo! Ha fischiato. Chi è che è uscito dai vestiti? Non è male, non è adesso vedo più guarda, perché non mi ricordo. No, vabbè, ma cazzo, ma è giusto dire anche le teste per fare gol. Nostra, ancora, angolo, angolo. Dai, angolo. Forse il 10. E chi era? Cesaro. Ah, ok. Dai ragazzi, approfittate di sto calcio d'angolo. Forza. No, il 10, no, scusami, l'11. Il 10 è il Signori. Sì. No, l'11 è il primo. Chi è che può uscire? Matteo?
No, dai. Madonna, ma che sfiga! Mano, se... È uscito. Angelo? Angelo, È uscito. non sono d'accordo, dove sta? Non è che accorto. Secondo me. Viaggio! 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 No, perché stavo vedendo? No, non ci vedo. Infatti anch'io hai ragione. Angelo. Viaggio! Viaggio! Sei anche tu con le mani! Cosa oh? Oh! Dai Rovigo! Dai Mattia! Sì, sì, sì! Dai Rovigo! 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 Abbiamo il nostro ultra numero 1, super viaggio, grande. Paolo arriva! Su con la difesa. Bello, bello, bello! Tira belle! Dai, dai. Matteo, sì, sì, Matteo, doppietta di piccolo. Che belle. Sì, ma perché? Ma te non mi puoi sbagliare sta punizione, ma Angolo, è angolo, è angolo. Viaggio! Ma hai visto che è uscito Angelo? No, veramente è uscito! Eh sì, non te ne sei accorto? È vero, è uscito Angelo! Ma non sono stata io per dire, ehi, Viaggio!
vai! Dietro vai, no! No, no, la palla no. Allora, entra il 14 che è Scaranello. Scaranello. Esce Schizaro. Grande poco. E la Madonna. Tira cazzo, ma tirate ogni tanto. Sì, dai, dai Marco. Porca miseria. Vai, vai. Tirate! Tirate! Oh! Tagliala di nuovo. Signore benedetto, strarigore. Ecco mister. Signore. Pensa a te. Dai ragazzi. Dai che non hai niente! Dai ragazzi, dai Rovigo. Palla, palla, palla. Dai, c'è il tempo per fare altri 2 gollon. Ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo, non ce lo meritiamo. Siete sempre per terra! Ma sta zitto, dai! È casa! Ci dimentichiamo anche questa.
Dai, vai. Tutti giù per te. Ma se state iniziando la partita! Buoni, stiamo buoni perché ogni volta... Mamma mia, ragazzi. Mamma mia! Mamma mia! Non l'abbiamo detto. Dai Mattia! Ma dai Mattia, che preciso! La Madonna, sei visto? Non ci credo! È un arbitro! Ragazzo! Oh, avrà bestemmiato. Ma perché? Lui non ha ammonito per il fallo. Allora, Sì, ma fallo la ammonizione, cazzo. non lo so. Perché dietro, porca puttana? Perché è uscito? Perché l'aveva espulso? Ah, non avevo capito, scusate. Ah sì, ma questi li ha sbagliati. Dovete giocare a rugby, non a calcio voi! Cambiate sport! Ragazzi, qua aiuto, la situazione sta degenerando e non mi piace. Quindi, insomma, qui i genitori si stanno infervorando. Mi dispiace molto per i ragazzi perché non è corretto nei loro confronti, sia del Rovigo che dell'Aban. La partita si fa in campo e diciamo decisioni insomma discutibili, però chi decide ha il fischietto in bocca e quindi non si può fare niente. Eh, I mister per fortuna si danno la mano perché anche se Dai, Matteo. si cagnano addosso, però almeno poi capiscono che era il momento e per fortuna insomma danno il buon esempio. Comunque a me dispiace molto per queste situazioni. Cerchiamo di finire la partita e di pareggiare, possibilmente.
Già, che l'ho rimessa. Senza dire la parolina magica che non la facciamo. Ci ho provato, ci sto provando da un po', ma sembra non funzionare. Anche la palla, ragazzi. Tutto! Su le mani. Entra il 13 per Labano ed è uscito il 7. Dai, andiamo su. Lorenzo, aiuta, Lorenzo, aiuta! Madonna. Una volta che le prendiamo, perché gliela passiamo? Bravo! Puliscilo! Seconda volta, è la seconda volta, sempre anche. Da caldo lì. Ale mucchio! Dai ragazzi, segnate questo gol. Sì Paolo. Sì Paolo! Ma che cazzo! Mamma Mamma mia! Sei un incapace! Ma che portiere! Ha passato la palla con la testa, il portiere è uscito, l'ha presa col piede, qual è il problema? Bravo! Porca vacca! Boh. Bravo!
buttarla così a cavolo. No. Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Fa che funzioni anche in positivo. Sì, 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 sì. Dio santo! Dai ragazzi! Dai! Ma che cazzo! Non si fa passare la palla così. Cinzia, non mi fate parlare, Cinzia. E direi che con questo abbiamo concluso la partita e sul 3-1. Ciao, tanti auguri. Vi auguro un buon Natale a tutti voi che ci seguite, e, un sereno Natale a tutti, ai ragazzi, alla società del Rovigo, al mister e a tutti quelli che ci seguono. Tanti auguri, buon Natale. La partita non è ancora finita, mancherà qualche minuto, ma diciamo che ci siamo. Bravo Pesca!
Sì, ma di testa soprattutto. Bravo, guarda. Bravo, guarda! Madonna, anche questo. Anche questo è una bambina verso fischio. Eh sì, devi punire il gesto che hai fischiato oppure lo lasci andare. Boh, a volte non capisco. Mi stanco. Ah, signore. Rinnovo i miei auguri a tutti e ci vediamo nel 2025 per un nuovo anno da Urca Network. Mi sono pure impaperata.